Presidente, disponibilità per il Presidente, appunto, che proprio benvenuto, ringrazio Silvia, la nostra per aver partecipato a lascio la parola alla professoressa Martorelli, che è stata la curatrice di questo incontro e che chiuderà quindi questa rassegna con il suo intervento dal titolo Dulcis in fondo, esisteva il dessert nel Medioevo. A te la parola, Rossana. Ciao. Buonasera a tutti, mi sentite? Datemi un cenno. Non so se riuscite a sentirmi. Sentiamo. Bene, buonasera a tutti. Prima di tutto mi devo scusare per non essere presente questa sera, ma delle importanti ragioni di famiglia mi stanno trattenendo a Roma. Però mi faceva piacere comunque terminare questo ciclo di conferenze che ci ha portato nel mondo dell'alimentazione e ci ha fatto anche un po' sorridere e divertire. E come tutti i pranzi che si rispettino, concluderemo con il dolce, con il dessert. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, vorrei anche io ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo ciclo di conferenze, a cominciare naturalmente dal direttivo con cui abbiamo lavorato insieme nella ideazione, nell'elaborazione del programma, a Silvia per averci messo a disposizione la bellissima sala del Museo Diocesano, a Daniela e Giorgio che hanno curato tutti gli aspetti della grafica e tecnici, e Giorgio che mi permette oggi di poter svolgere, diciamo, tenere lo stesso questa conferenza anche a distanza. Entriamo dunque nel merito del tema da trattare, che si intitola, come avete sentito, Dulcis in fundo, ma ci poniamo una domanda. Esisteva il dessert nel Medioevo? Cioè, in periodo medievale mangiavano quello che noi oggi mangiamo al termine del pasto, con la consapevolezza di mangiare un dessert, quindi di chiudere un pasto con un elemento dolce, e vediamo un po' quello che si può dedurre dall'esame delle fonti e delle testimonianze materiali. Intanto dobbiamo fare una distinzione fra vari tipi di dolci. Esistono degli alimenti dolci che sono dolci per loro natura e che possono essere consumati allo stato originario, e vedremo poi quali sono. Esistono degli alimenti dolci per loro natura che possono invece essere usati come dolcificanti. Pensiamo per esempio al miele. Esistono poi i cosiddetti dolci compositi, cioè quelli che sono il risultato di una mescolanza di ingredienti diversi che vengono impastati, amalgamati e generalmente sottoposti a cottura. Quindi vediamo un po' che cosa si conosceva nella Sardegna di età medievale. Naturalmente anche per questo argomento, come hanno fatto tutti i relatori che mi hanno preceduto, dobbiamo tenere presente che la Sardegna medievale vede un avvicendarsi di dominazioni politiche che portano anche dei cambiamenti culturali. Quindi il periodo che noi esaminiamo, dall'undicesimo al XV secolo, vede prima di tutto la Sardegna giudicale, quindi con una presenza culturale autoctona che però è di formazione bizantina, cioè nasce, diciamo, romana da quello che è un passato di secoli bizantini, quindi con molti contatti con l'Oriente. Poi al passaggio ai Pisani, e infine il cambiamento con l'arrivo dei catalani e degli aragonesi. Quindi passiamo attraverso culture diverse, bizantina quindi orientale, pisana quindi potremmo dire italiana peninsulare, e poi quella spagnola. E questo non influirà poco anche sull'alimentazione, sulla cucina e sulla scelta dei dolci, come vedremo. Anche a livello di terminologia, naturalmente, perché avremo gli stessi dolci, gli stessi alimenti chiamati in modo diverso, perché stiamo parlando di lingue di paesi che in quel momento sono paesi diversi.
Come possiamo trarre informazioni sugli alimenti dolci nel periodo medievale? Le fonti di informazione sono molte. Premetto anche qui, come hanno fatto appunto gli altri relatori, che per la Sardegna non abbiamo ricettari. Al momento non sono stati ancora trovati dei ricettari e quindi ovviamente dobbiamo mettere insieme tutta una serie di informazioni da fonti cosiddette indirette, cioè da fonti che vengono scritte e prodotte con finalità che non riguardano né la cucina né l'alimentazione, ma dalle quali possiamo trarre invece delle informazioni che vedremo curiose e molto interessanti. I tipi di fonti che ci danno delle notizie che possiamo utilizzare sono prima di tutto i documenti che vengono prodotti all'interno diciamo del contesto politico, amministrativo, quindi atti di donazione da parte delle famiglie degli judices, atti di donazione nei quali si parla di l'oggetto che viene donato, che può essere un terreno che può contenere anche, per esempio, alberi da frutto. Poi abbiamo i consueti condaghi. Ora sapete tutti ormai cosa sono i condaghi a memoria perché ne abbiamo sentito parlare fin dalla prima conferenza. Quindi registri relativi ai monasteri nei quali si appunto annotavano tutte le azioni, tutti gli atti di compravendita e anche in questo caso vedremo che spesso vengono citati dei terreni che contengono frutteti. Poi abbiamo inventari di beni e inventari post mortem, cioè elenchi di oggetti che fanno parte delle proprietà, dei possedimenti della persona viva oppure defunta, all'interno dei quali si trova anche qui delle notizie che possono interessarci. I libri di conto, naturalmente, che registrano tutte le spese e qualche informazione deriva anche dalle cronache, da quelle poche cronache che noi abbiamo relativamente alla Sardegna. Molto utili sono anche le leggi in vigore in Sardegna nel Medioevo. Il Breve di Villa di Chiesa è un testo legislativo che era in vigore nella città di Villa di Chiesa, cioè Iglesias, che viene redatto nel XIII secolo. Io adesso faccio semplicemente l'elenco di queste fonti, però poi vedremo alcuni esempi concreti. A Sassari erano in vigore gli statuti sassaresi, e poi la ben nota Carta de Logu di Arborea, un testo che abbiamo sentito citare più volte, che regolamenta la vita sotto vari aspetti del giudicato di Arborea. A Cagliari delle informazioni ci arrivano dal Breve Portus Calaretani, un testo anche qui normativo che regolamentava soprattutto l'attività legata al porto. Le ordinazioni dei consiglieri di Cagliari, vediamo che appunto siamo nel XIV secolo, quindi stiamo già passando all'età catalano-aragonese, il libro verde. E infine le fonti di informazioni extraisolane che ci tornano utili come elemento di confronto. Quindi i già più volte citati Tacquina Sanitatis in Medicina, che sono questi testi del XIV e XV secolo che sono stati scritti in realtà per uno scopo medico, cioè per la salute proprio, per indicare gli alimenti utili o dannosi per la salute dell'uomo e che sono corredati da una serie di disegni che fin dall'inizio di queste conferenze abbiamo spesso utilizzato perché sono illustrativi, ci fanno capire quello che era un po' la mentalità, il contesto dell'epoca, anche se non, ricordiamolo appunto, relativamente in maniera specifica alla Sardegna. E poi farò riferimento ad alcuni ricettari non sardi, come dicevo, perché appunto in Sardegna non li abbiamo, ma vedremo poi perché invece sono importanti. Un altro campo è quello delle fonti materiali e qui premettiamo subito che per questo tema che trattiamo oggi le fonti materiali sono un po' particolari. Abbiamo visto nelle lezioni passate spesso fa riferimento all'archeologia, questa disciplina che ormai è entrata a pieno titolo nell'attività archeologica,
che prende in esame quelli che sono i resti di ossi animali, e quindi sono resti che ci danno testimonianze su cibi che vengono mangiati o su materiale osseo che viene utilizzato nell'artigianato. Ed è molto più facile da individuare, come potete immaginare, perché un osso di pollo o di ovicaprino o di suino, insomma, come abbiamo sentito nelle volte precedenti, si riconosce durante l'attività di scavo. Per quanto riguarda invece l'argomento di oggi, ovviamente tutto diventa più difficile perché residui di pasti con alimenti dolci sono più rari e soprattutto non sono stati presi in considerazione nei tempi passati, anche dall'attività di scavo, dall'attività nel caffè, non sono stati riconosciuti perché non si poneva attenzione e cura in questo tipo di studio. Ecco, lo studio dell'alimentazione è uno studio relativamente recente nell'ambito dell'attività archeologica e quindi è chiaro che molte informazioni ci sono sfuggite. Ci supporta in questo ovviamente non l'archeozoologia ma l'archeobotanica, che è una disciplina, anche questa ormai entrata a pieno titolo nell'attività archeologica, che esamina tutti quei resti botanici, quindi piante, frutti, che vengono trovati negli scavi archeologici. Quindi anche in questo caso c'è un lavoro che viene fatto in sinergia, perché l'archeologo mette da parte questi resti e che vengono poi esaminati, analizzati, studiati da chi ha strumenti specifici per questo tipo di materiali. Quindi parliamo di semi, appunto, di residui di frutta, di qualcosa che lascia traccia nel terreno, così come lascia traccia nel terreno anche il latte, che in alcuni casi è stato riconosciuto, ma anche qui necessitiamo naturalmente del supporto di altre discipline come la chimica. Quindi queste sostanze possono lasciare sul terreno delle tracce di colori che l'archeologo non è sempre in grado di individuare, ma quando il terreno viene sottoposto ad analisi chimiche rivela appunto che è stato bagnato per esempio con il latte. Altri indicatori che possiamo utilizzare sono i gusci delle uova, e le uova sono utilizzate anche nella preparazione dei dolci, e poi eventuali suppellettili utilizzati appunto per ovviamente la preparazione ma soprattutto la conservazione. Quindi riprendiamo un po' dalla divisione fatta all'inizio: alimenti dolci per loro natura che possono essere consumati allo stato originario. Parliamo prima di tutto della frutta. Ecco, i documenti, le fonti utilizzate ci danno un quadro di una Sardegna molto verde in molte regioni, in molte zone appunto dell'isola, che venivano coltivate a frutteti, utilizzate a frutteti. La terminologia utilizzata in questi documenti fa riferimento ad arbores, cioè alberi, che è un termine generico che non sempre è utilizzato per indicare gli alberi da frutto, per esempio possono essere querce o altri tipi di alberi. Però molto spesso troviamo pumu, che non vuol dire alberi di mele, come saremmo portati a pensare, ma genericamente alberi da frutto, insieme a fruttura e a fruitura, quindi chiaramente cambiamenti con le varie lingue che si sovrappongono e si affiancano nelle varie dominazioni, come dicevo prima. Per fare qualche esempio, ecco, qui siamo a Sassari, monastero di San Pietro di Silchi, uno dei monasteri più importanti del periodo medievale. Dei documenti ci danno delle indicazioni interessanti. Per esempio, l'acquisto di una vigna e di un frutteto che viene pagato, e qui vedete che è indicato Pumu, viene pagato con un cavallo domato e provvisto di finimenti. Ora, abbiamo sentito in una delle conferenze precedenti quanto il cavallo fosse considerato un bene molto importante, perché il cavallo era anche un mezzo di locomozione. E quindi diciamo che il pagamento di un frutteto con un cavallo ci fa capire quanto il frutteto fosse importante e quindi quanto la frutta fosse considerata un alimento importante. Il monastero, vediamo il documento successivo, entra in possesso di un terreno incolto insieme a tutto il suo frutteto, tutto su Pumo, cante viaveat. Per diciamo questo passaggio di proprietà avviene per l'adempimento di un voto
fatto da una donna che aveva fatto, diciamo, pregato perché il figlio ammalato fosse guarito, e quindi in cambio della guarigione avvenuta concede questo terreno con frutteto. Un'altra notizia, sempre relativa allo stesso monastero, ci dice che il cenobio entra in possesso di un altro terreno da parte di un'altra donna che fa questo pro anima sua, cioè per raccomandarsi l'anima a Dio, diciamo, e dà un terreno nel territorio, con la sua casa nel territorio di Sorso, quindi vicino a Sassari, come sapete, con tutto quello che possedeva, compresa la vigna e il frutteto. Quindi vedete che insomma viene sottolineata la presenza dei frutteti. I documenti ci fanno capire che la frutta era molto varia, vengono citati frutti diversi, quindi sappiamo che nel Medioevo in Sardegna mangiavano mele, pere, ciliegie, fichi, prugne, meloni, angurie, castagne, pinoli, noci e agrumi. Quindi diciamo una presenza anche molto articolata. E parliamo inizialmente di frutta fresca. L'archeologia ci dà qualche conferma di questo. A Sassari, in via Satta, è stato indagato archeologicamente un settore dell'antica città che in base ai materiali, soprattutto ceramici, che sono stati ritrovati, può essere datato al XIV secolo, fra il 1330 e il 1360, e quindi ci attesta una fase di vita in età appunto medievale. In questa zona è stato ritrovato un pozzo all'interno del quale c'erano i residui di pasto di vario genere, tra cui appunto semi di frutti. E vediamo che la varietà che abbiamo visto all'interno dei documenti è assolutamente confermata da quello che si trova. Quindi susini, prugne, ciliegie, melone, anguria, melograno, gelso, rovo, fico. Quindi veramente evidentemente prodotta, mangiata e anche commerciata, e una grande varietà nella scelta. Non solo in contesti urbani, ma anche in contesti rurali. La zona del villaggio di Gerido è una zona ricca di frutteti, e anche qui sono stati ritrovati dei resti che sono in fase di studio, quindi attendiamo delle notizie più precise, ma anche qui si consumava chiaramente molta frutta. Quello che vediamo nei documenti relativamente ai monasteri viene confermato appunto anche dagli scavi archeologici. Qui siamo nel monastero di Tergu, Nostra Signora di Tergu, che è, come sapete, come avete sentito più volte, il primo monastero benedettino, sicuramente benedettino, della Sardegna. Qui in primo piano vedete i resti del complesso monastico proprio, che sono stati oggetto di uno scavo archeologico molto accurato, che era stato seguito dalla professoressa Pagniermini e dalla sua equipe, e all'interno di questo monastero era stato individuato, io non so se adesso voi riuscite a vedere il mio mouse, forse no, però in basso nella pianta leggete dispensa e cucina, e anche qui sono stati ritrovati alimenti di vario genere. Ehm, altra Altre notizie le abbiamo per San Nicola di Trullas, anche questo uno dei monasteri più importanti del periodo medievale, che viene donato dalla famiglia Zen ai monaci di Camaldoli, quindi ordini riformati, e i documenti ci dicono che qui si consumavano noci, pere e fichi. Quindi, come vedete, ritorniamo un po' sempre a quello che viene citato anche per i contesti urbani. Questa è la bellissima immagine che abbiamo visto già l'altra volta nella conferenza di Marco Muresu, che è pubblicata nel libro dell'Ilisso, dove si vede appunto il refettorio e gli altri ambienti utilizzati del monastero, appunto le dispense. Lo stesso per il monastero di Santa Maria di Bonarcado, si consumava cedro, frutti, fichi e castagne. Quindi vedete un po' le cose ritornano. Questi sono i resti di parte del monastero, che sicuramente era più ampio. Anche questi sono stati poi oggetto di indagine archeologica, se non sbaglio, da parte della dottoressa Donatella Salvi qualche anno fa. A San Michele di Salvenor esistevano frutteti
che producevano fichi, pere, ciliegie e noci, quindi frutti decisamente mediterranei. Dicevo frutta fresca, ma non solo, perché i documenti ci parlano anche di frutta secca, soprattutto di fichi secchi. E a Cagliari sappiamo che si mangiavano anche datteri da palma, e qui si apre un discorso di rapporti con l'esterno su cui poi ritorniamo più avanti. Non mi soffermo sul discorso delle vigne perché sarebbe diciamo, un discorso un po' troppo ampio, però l'uva era prodotta, la Sardegna aveva tantissime vigne ed era veramente una delle attività più importanti nel campo economico, sia per la produzione del vino, tra l'altro con la diffusione del cristianesimo sappiamo che il vino è anche utilizzato nelle cerimonie liturgiche, quindi la richiesta nel mercato era abbastanza alta, ma probabilmente a giudicare da alcuni dei resti che vengono fuori negli scavi, non escludere che l'uva fosse consumata anche come uva, non necessariamente utilizzata soltanto per la produzione del vino. A Villa di Chiesa, Iglesias, anche qui bellissima immagine tratta dal libro dell'Ilisso. Ecco, vediamo al centro dell'immagine la cattedrale di Santa Chiara e vediamo dai documenti, dal breve di Villa di Chiesa, prendiamo alcune notizie importanti. Nella piazza di Santa Chiara si vendeva la frutta e la frutta che veniva commerciata era appunto uva, cedri, meloni, cocomeri e tanti agrumi. E queste due notizie che seguono sono piuttosto interessanti perché si dava la possibilità ad ogni persona di vendere nella piazza frutti freschi e secchi. Quindi da questi orti o da questi frutteti che spesso erano fuori dalla città si potevano commerciare all'interno, cioè chiunque poteva commerciare i suoi prodotti. E ancora più interessante è la notizia successiva, perché si parla sempre di vari frutti e dice che a ogni forestiero sia lecito poter vendere frutta fresca in quella piazza senza pagare alcun denaro per la spazzatura, cioè per la pulizia della sopradetta piazza. Molto interessante, evidentemente c'è tutta un'attività che ruota intorno alla piazza principale della città di Iglesias. Nel Medioevo sappiamo che spesso nella piazza si concentravano sia il potere religioso che il potere politico e quindi diciamo il centro proprio, il punto focale della vita della città era quello dove evidentemente però c'era anche il mercato, non soltanto appunto le attività diciamo più pubbliche, politiche e religiose. A Cagliari, nelle ordinazioni dei consiglieri, quindi siamo nel XIV secolo, c'è un'altra notizia molto interessante. Tutte le merci trasportate per terra o per mare siano portate in castello e vendute anche qui anche agli abitanti delle appendici. Ecco, sapete che nel periodo pisano e nei primi tempi del periodo della dominazione catalana aragonese, a Cagliari c'era una divisione per quartieri. Nel quartiere di Castello, che era il luogo dove appunto erano i suddetti poteri politici e religiosi, quindi la città più importante, il cosiddetto Castel di Castro con i pisani e poi Cagliari con i catalani e gli aragonesi, risiedeva, diciamo, le persone più importanti, i livelli più alti della società cagliaritana. Le appendici, Marina, Stampace, Castello, ospitavano invece i livelli anche più, soprattutto ospitavano i sardi, mentre nel quartiere di Castello erano i dominatori, quindi i pisani con i pisani e i catalani con gli spagnoli, quindi con la dominazione successiva. E c'era una differenza nella vita fra il quartiere di Castello e le varie appendici. Ecco, qui è interessante perché si dice che queste merci possono e sono vendute in castello innanzitutto, però possono essere comprate anche dagli abitanti delle appendici e tra queste si citano vari frutti, arance, nocciole, noci, fichi secchi, castagne o altra frutta e poi miele e burro. Ecco, il burro, lo vedremo, viene utilizzato anche in questo periodo. Sempre a Cagliari, il breve Portus Cagliaritani ci parla anche di zafferano che va in Catalogna. Ecco, sia la notizia precedente che questa aprono un altro
aspetto, cioè merce che non sempre è prodotta in loco o cioè potremmo dire oggi a chilometro zero e neanche tanto nelle vicinanze, ma addirittura viene da fuori. E quindi questo ci fa nascere naturalmente una domanda. La frutta è deperibile, quindi che cosa facevano per conservare la frutta e per poterla quindi commerciare dopo un viaggio in nave? Cioè qualcosa arriva anche veramente più da lontano. Ecco, ci sono degli elementi che servono a conservare e lo vedremo. I documenti catalani parlano appunto di catalani aragonesi che comprano e vendono merce nell'isola di Sardegna, con riferimento appunto anche a merce alimentare, quindi a frutti. Il secondo aspetto, come visto, riguarda gli alimenti dolci per loro natura, che però vengono usati come dolcificanti. E ovviamente in questo periodo il primo, il più antico, che noi troviamo nelle fonti romane, nelle fonti antiche in tutti i ricettari, è il miele. Il miele veniva utilizzato come appunto dolcificante in tutti i vari diciamo, momenti in cui si consumavano alimenti dolci e veniva utilizzato anche per la conservazione. Leggiamo anche qui qualche cosa di interessante. Il Condave di Bonarcado, quindi del monastero di Santa Maria di Bonarcado, ricorda che il giudice Costantino dice agli apicoltori a Piaresos, che stanno a Santa Maria di Bonarcado, di prestare nella chiesa lo stesso servizio che avevano nella casa giudicale, ogni lunedì, in ogni necessità di prestazione lavorativa e nella stessa misura degli altri colliberti. Quindi c'è una gestione anche dell'attività, di questa attività, che è quella appunto della produzione del miele. E ancora leggiamo nella Carta del Logo di Arborea, qui è veramente è anche abbastanza curioso e fa un po' sorridere, se qualcuno ruba degli alveari del patrimonio regio del suo regno, deve pagare 10 volte il valore della rifurtiva. Se sono di proprietà della Chiesa, invece, deve pagare 5 volte il valore della rifurtiva. Quindi evidentemente il giudice si riteneva più importante della Chiesa e quindi metteva una multa più alta. Però poi dice, se non paga entro 15 giorni, gli sarà tagliato un orecchio. Ecco, sappiamo che la Carta di Arborea ci riporta tante di queste punizioni corporali nel caso in cui le multe non vengano pagate. Altro elemento che a un certo punto compare e che serve moltissimo per la conservazione degli alimenti è lo zucchero. E lo zucchero cominciamo a vederlo citato all'interno dei documenti, per esempio, oppure dei testi legislativi, per esempio appunto nel breve Portus Scalaretani, dove si parla di sucaro oppure polvere, e per polvere si intende appunto lo zucchero in polvere che serviva come dolcificante o anche come elemento di conservazione. L'ultimo aspetto, come preannunciato, è quello invece dei dolci compositi, costituiti dalla mescolanza di ingredienti diversi, quindi quelli che vengono impastati, amalgamati e sottoposti a cottura. Ora, questo naturalmente diventa per noi più difficile da trovare sul terreno vero e proprio, quindi le informazioni che noi abbiamo le abbiamo prevalentemente dai testi scritti. L'arte di impastare è un'arte conosciuta, questa è un'immagine che vi ha fatto già vedere Francesca Carrada quando ci ha illustrato come si mangiava alla tavola dei ricchi. Qui stanno facendo la pasta, non dei dolci, però questo per dire che comunque l'arte di mescolare farina con altri ingredienti era un'arte ben nota, e questo è sempre un'immagine tratta dal Tarquinium Sanitatis e quindi in ambito peninsulare. Quindi evidentemente appunto la pasta era conosciuta un po' in tutte le regioni del Mediterraneo. Per fare un dolce sono necessari alcuni ingredienti che sono tutti conosciuti in Sardegna, quindi il grano e l'orzo che producono appunto la farina, le uova e poi abbiamo il burro che, come vi dicevo, era già noto. Quindi l'abbiamo già visto, l'ho menzionato appunto in vendita a Cagliari nel mercato che si teneva in Castello. Nelle ordinaciones viene chiamato con appunto un termine catalano mantegas e talvolta si dice che viene rinvigorito nel suo colore giallo dallo zattovaro
una radice di un'erba che contiene una sostanza gialla, aromatica e colorante che serviva proprio per rendere più giallo il burro. Ecco, quindi vedete come comunque dietro c'è un'attività di preparazione che non si limita soltanto appunto al consumo di quello dell'alimento dolce. Nei testi relativi agli antichi dolci, anche relativamente alla Sardegna, quindi non ai ricettari dell'epoca, ma a testi attuali di studiosi che si sono occupati dei cibi e dei dolci nel periodo medievale, si legge sempre che mangiavano le frittelle. Ora, io questo nei testi che ho consultato non l'ho mai trovato. Può darsi che naturalmente non ho la pretesa di aver consultato tutto e letto tutto, quindi forse non l'ho trovato, però non mi sembra di aver mai appunto visto accenni a frittelle, il che non si può escludere perché tutto sommato è anche un dolce, un prodotto che si può realizzare con grande facilità, no? Impastando comunque farina, acqua, quindi non è un qualcosa difficile da realizzare, però non ci sono indicazioni precise, mentre ho trovato diverse indicazioni di biscotti che potremmo anche forse interpretare come semplicemente dei dolcetti più che dei biscotti veri e propri. Interessante questa notizia questa disposizione, non notizia, nelle ordinazioni dei consiglieri di Cagliari, dove si dice che il verghiere, i consiglieri e i propri uomini stabiliscono che nessun fornaio o fornaia cuocia alcun tipo di biscotto dall'alba sino al vespro, perché in quel frangente devono tenere aperti i loro forni per cuocere e far cuocere il pane a chi lo vorrà. E quindi evidentemente c'è una produzione di biscotti, così come Besquitello, scusate, non so se la mia pronuncia sia corretta, è il fornaio che fa i biscotti. I documenti di epoca catalana fanno riferimento anche a macarons che questi dolci spagnoli che ancora oggi si usano, che sono dolcetti di mandorle, zucchero, albume a forma di una specie di panetto tondo, parlano di biscottini e parlano di strutto, oil de porc, così identificato. Tutte merci che vengono comprate, vendute e quindi consumate a Cagliari, secondo le fonti. Spostandoci invece in un'altra regione, che però è strettamente collegata alla Sardegna, quindi siamo qui nella Spagna e in particolare facciamo riferimento prima di tutto alle leggi palatine promulgate da Giacomo III di Maiorca nel 1337, si legge che la frutta era un bene di lusso che non era approvata dai medici perché, poi lo vedremo, consideravano la frutta un prodotto nocivo alla salute. In realtà però la frutta, abbiamo visto, veniva consumata a tutti i livelli sociali e in tutti gli ambienti, quindi ambienti privati, urbani, rurali, monastici, l'abbiamo visto prima. Nell'ambito delle corti, il sovrano ordinava che fossero serviti due frutti di stagione, uno all'inizio del pranzo e l'altro alla fine della cena, e poteva essere frutta fresca o frutta secca. In alternativa a fine pasto, il dolce, soprattutto delle cialde, queste neulas, accompagnate dal piment. Questo si trova anche nelle ordinazioni della corte, emanate nel 1344 da Pietro IV il Cerimonioso, che dice che nella dispensa non mancavano mai zucchero, zenzero, miele e l'arte di impastare era dedicata anche a prodotti dolci come focacce, cialde, quindi sottili sfoglie di pasta cotte al forno a cui veniva aggiunto lo zucchero. La bevanda era una bevanda a base di vino che veniva poi aromatizzato con una spezia che ricordava un po' la cannella, il chiodo di garofano, quindi in sostanza un vino aromatizzato. Ora, questo ci fa capire come naturalmente nella individuazione di quelli che potevano essere gli alimenti dolci alla fine del pasto, diciamo gli alimenti dolci, adesso non diciamo proprio alla fine del pasto in Sardegna, l'apporto da altre culture e da altre regioni è fondamentale. E sicuramente il primo cambiamento negli alimenti dolci si ha con l'innovazione agricola degli arabi, perché vengono introdotte nuove piante, cambiano i sistemi dell'agricoltura e si tende a migliorare anche quello che era il sistema agricolo esistente. Ecco, questo avviene in seguito alla conquista araba e con i rapporti che l'Occidente ha
con i regni arabi, avviene direttamente, cioè contatti diretti dai vari paesi con il mondo orientale che a partire da un certo momento in poi è appunto sotto gli arabi, ma avviene anche per la mediazione della Sicilia, che è stata una regione dal IX secolo poi occupata dagli arabi e dove innovazioni nella tradizione, nelle abitudini alimentari da parte degli arabi si vedono ancora oggi, perché ancora oggi i dolci siciliani sono dolci assolutamente particolari e che risentono molto di questa tradizione culinaria del Medio Oriente. La prima innovazione è l'introduzione degli agrumi. Gli agrumi erano molto utilizzati, cioè diciamo molto coltivati in Medio Oriente e da un certo momento in poi cominciano ad essere diffusi nell'Alto Medioevo, diffusi anche in Occidente, prima nell'Occidente arabo e poi commerciati in generale nell'Occidente. Questa figura, Ibn Bassal, originario di Toledo, lavorò alla corte araba a Siviglia e creò a Siviglia il giardino botanico. Viaggiò molto in Medio Oriente, soprattutto scrisse un libro, arabo che non credetevi di pronunciare, che vuol dire libro di agricoltura, dove tratta di come si piantano gli alberi, quindi vedete proprio a livello di sistemi di agricoltura, e menziona poi diversi alberi da frutta, tra cui appunto melograno, mela cotogna, mela, fico, pera, ciliegia, albicocca, prugna, pesca, mandorla, noce, nocciola, uva, ma anche cedro, arancio, pistacchio, cioè elementi nuovi che vengono introdotti appunto con questa nuova cultura. Le arance sappiamo che sono molto inserite nella cultura araba, no? Le scuole coraniche, le moschee hanno molto spesso il giardino degli aranci e questa è un'immagine di una moschea per eccellenza dell'Occidente arabo, cioè quella di Cordova, dove c'è proprio il patio degli aranci. E infatti diciamo, fanno parte moltissimo della loro cultura e vengono diffusi abbastanza precocemente in Occidente. In Sicilia, la storia delle gesta, delle vicende del Regno di Sicilia, che viene redatta da Ugo Falcando, descrive le bellezze della Sicilia, cita la presenza di zone coltivate a frutteti e parla appunto degli agrumi, di cui dice che hanno all'esterno una buccia colorata e odorosa e all'interno sono aspri, quindi un frutto molto diffuso. Nelle indagini archeologiche in Egitto è stato individuato questo sito, Qusair al-Qadim, dove secondo gli studiosi si potrebbe individuare proprio una specie di nodo commerciale, cioè un punto dal quale è partita proprio la diffusione di certi sistemi e di certi frutti verso l'Occidente. Queste sono immagini appunto dell'area archeologica scavata. E in ambito occidentale, delle informazioni importanti in questo senso sono state, cioè provengono da Mazzara del Vallo, quindi siamo in Sicilia. Qui vedete un contesto di scavo residenziale dove nelle stratigrafie relative al periodo medievale è stato ritrovato un seme d'arancio e Alessandra Molinari, un'archeologa medievista che insegna all'Università di Roma Tor Vergata ma che ha lavorato moltissimo in Sicilia, quindi conosce molto bene quelle che sono le stratigrafie medievali di diverse zone della Sicilia, ha ipotizzato appunto uno stretto legame proprio con questo primo arrivo di agrumi dall'area mediorientale in Occidente. Un po' lo stesso discorso vale per lo zucchero di canna, che proviene dalle regioni dell'estremo oriente, giunge dapprima nei paesi mediterranei, dove nell'Alto Medioevo nel Medio Oriente gli arabi iniziano a far acclimatare questa canna da zucchero e quindi si impianta bene in Palestina, Siria e nell'Africa del Nord. E poi comincia ad essere diffusa in Occidente. Anche in questo caso la Sicilia ha restituito un dato interessante, non ho purtroppo l'immagine, ma in uno scavo a Palermo sono stati ritrovati dei contenitori da zucchero legati proprio al commercio del prodotto che veniva appunto dal Medio Oriente. Quindi prima viene introdotto con il mercato delle importazioni e poi dopo comincia ad essere prodotto. Zucchero e agrumi entrano nella cucina e nelle abitudini alimentari
anche dell'Occidente, per cui l'abbiamo visto citato, le arance e gli agrumi in generale li abbiamo visti citati nei documenti medievali della Sardegna, appunto nel Medioevo ormai questi alimenti sono arrivati. Lo zucchero serve anche, zucchero e miele servono anche per fare la frutta candita. E qui c'è una notizia molto interessante tratta da una cronaca, quindi un testo che proprio non ha nulla a che fare con l'alimentazione, è la cronaca di Ramon Muntaner, militare che anche ha scritto appunto questo testo molto importante con cui ha documentato la conquista catalana-aragonese della Sardegna. E quindi lamenta che la flotta, a seguito diciamo, della sconfitta della flotta catalana nel momento in cui si accosta alle coste sarde, dice: se invece di fermarsi, dirigersi verso Villa di Chiesa, fossero andati direttamente a Cagliari, a quest'ora gli uomini sarebbero stati sani e riposati, poiché avrebbero avuto le loro cose, le loro tende, i loro viveri, vino, farmaci e alimenti confettati, cioè fa riferimento a frutta candita. E questa è una cosa importante, perché vuol dire che era un alimento che faceva proprio parte della loro dieta abituale, perché dice che ciascuno portava nelle galee, perché a Villa di Chiesa non poterono servirsene e questo causò molto disagio. Ora, questa affermazione potrebbe essere una specie di modo di dire, come se noi oggi dicessimo se non fossero andati a Villa di Chiesa ma fossero andati direttamente a Cagliari, oggi sarebbero davanti a un buon piatto di ravioli, per esempio. Però questo è comunque, diciamo, lo specchio di un'abitudine alimentare che evidentemente esisteva. Timbora di Roccabertì, che conosciamo bene, la nostra vecchia conoscenza, ormai l'abbiamo esaminata sia trattando delle donne e sia appunto, nella conferenza fatta da Giovanni Serrelli e Francesca Carrada, sappiamo che era molto ghiotta di frutta candita e che quindi chiedeva alla Catalogna di mandarle questa frutta candita, che addirittura in un documento chiede un rifornimento alla Catalogna e il 6 maggio 1362 paga 13 lire e 8 soldi barcellonesi. Io non so a quanto equivalga questa cifra, ma da come viene messa sembrerebbe una cifra anche abbastanza alta. Quindi possiamo pensare che questa frutta candita non fosse ancora prodotta, realizzata in Sardegna, ma che comunque venisse mangiata perché veniva importata in Sardegna. Sulla frutta candita sicuramente c'era una tradizione abbastanza importante in ambito iberico, perché tra le varie cose che ho trovato un trattato di arte dolciaria del 400 che parla proprio di come realizzare la frutta candita, quindi con miele, zucchero, ma soprattutto frutta candita di tutti i tipi, angurie, mandorle, arance, limoni, melecotogne, datteri, quindi qualunque tipo di frutto poteva essere sottoposto a questo processo. Anche in Sardegna anche lo zenzero si mangiava sia allo stato naturale che candito. Quindi questo è un altro esempio ovviamente di frutta importata. Questo per rifarci un po' gli occhi, ecco quindi la tradizione dell'arrivo della frutta candita ci richiama queste immagini, ma ci richiama soprattutto queste. Quindi proprio nel trattato in catalano si legge proprio il procedimento che faceva uso di miele, zucchero e mandorle. Ecco, quindi qui arriviamo proprio a dei dolci che sono molto comuni. Questo è comune in Sardegna, quindi questo un po' ci fa pensare, naturalmente lo dico come ipotesi perché non ci sono documenti che dicano questo esplicitamente, ma che diciamo questi dolci risentano di una tradizione veramente secolare, cioè, che può affondare le sue origini in tempi veramente molto, molto antichi. Ecco, chi mangiava la frutta in quale momento del pasto? Si aveva la percezione del dolce come dessert, quindi? Allora, il Taccuino Sanitatis, come vi dicevo, ci dice che la frutta era ritenuta dannosa per lo stomaco e la digestione in generale, perché secondo appunto le teorie dei medici antichi, l'organismo umano non era capace di digerire completamente la frutta fresca, che sarebbe rimasta in parte nello stomaco, divenendo putida e causando malattie. Perciò si consigliava di mangiare la frutta in misura, diciamo in quantità non esagerata, insieme però a dolcificanti come zucchero e il miele, soprattutto cotto o trattato. Le leggi palatine, l'abbiamo già visto prima,
dicevano che i medici appunto non approvavano il consumo di frutta, che però in realtà era una merce di lusso, almeno in Spagna, e veniva data comunque nei pranzi della corte. Interessante la regola di San Benedetto, è interessante perché anche se San Benedetto l'ha scritta per i suoi monaci, quindi stiamo parlando dell'Italia centrale, però poi sappiamo che la regola benedettina, l'abbiamo sentito anche l'altra volta, è comunque applicata in tutti i monasteri di ordine benedettino e quindi, dato che la Sardegna ne aveva moltissimi, ecco, leggiamo che la scansione di tutte le attività e i momenti della giornata prevedevano il pranzo dopo l'ora sesta, cioè le 12:45, oppure dopo la nona, le 14. Sappiamo che i monaci erano impegnati a turno in varie attività, quindi probabilmente c'erano 2 momenti dedicati al pranzo. E a seconda delle stagioni comprendeva 2 pietanze cotte e eventualmente frutta o legumi freschi. E abbiamo visto che i documenti relativi ai monasteri ci fanno molta attenzione alla presenza di frutteti nei terreni, quindi evidentemente la frutta veniva comunque consumata. Molto interessante e anche curiosa è questa lettera di Ermolao Barbaro del 1488 che riguarda un banchetto nuziale fatto organizzato dal marchese e condottiero milanese Gian Giacomo Trivulzio per il suo matrimonio. Questo banchetto prevedeva solamente 15 portate e nell'ambito di queste 15 portate si iniziava il pasto con i dolci. La prima portata prevedeva pasticcini grossi come un pugno di pinoli e zucchero, focacce fatte di noci, mandorle e zucchero che volgarmente chiamiamo pane marzi. Poi si faceva tutto il resto del pranzo con alimenti salati e poi 12ª, 13ª e 15ª portata prevedevano rispettivamente una ciambella intrecciata di uova, latte, salvia, farina zuccherata, cioè che chiamiamo salviato, poi mela cotogna piccola con lo zucchero e infine appunto l'ultima portata, dopo aver lavato le mani, dolcetti all'alloro, mostaccioli e ogni genere di cose confettate, cioè frutta candita, confettate con lo zucchero. Ecco, quindi vediamo che il dolce è entrato pienamente nell'alimentazione, nonostante il parere contrario dei medici. Altre testimonianze, stiamo andando avanti con il tempo, quindi chiudiamo, diciamo, con l'inizio dell'età moderna. Nell'inventario post mortem di Niccolò Caneies si trovano 3 coppe per la frutta bianche e un'altra fruttiera decorata, mentre c'era una cassa, quindi una scatola, possiamo dire, in cui erano i biscotti. Quindi iniziamo a trovare nei documenti, ma sicuramente questo avveniva anche prima, traccia di suppellettili che erano proprio destinate ai dolci. In un altro libro, un altro inventario, quindi di Anton Paraghès, si legge di una sucrera, cioè una zuccheriera. E infine Giovanni Francesco Fara, nella sua cronografia, parla di una Sardegna. Giovanni Francesco Fara, lo sappiamo bene, è il primo storico sardo di età moderna, e scrive che appunto in una Sardegna ricca di giardini verdeggianti, folti di alberi, eccetera, eccetera, c'erano diversi frutti e nomina mele, pere, arance, limoni, albicocche, pesche, castagne, ma anche, questo è un dato interessante, la palma domestica, che nella parte vicino alla radice era dolce e veniva consumata a fine pasto. Ecco qui comparire, diciamo, ormai il concetto del dolce a fine pasto, che doveva quindi togliere il sapore del resto del pasto. Sicuramente nel Medioevo la cucina era molto più articolata, e parlo della Sardegna appunto, dove, ripeto, non abbiamo ricettari. La cucina, i dolci, il dessert era ormai diffuso, questo possiamo, diciamo, dirlo con buona probabilità, erano ormai diffusi e al Medioevo probabilmente risale l'origine anche di tante leggende, di tante tradizioni. Di cui abbiamo per esempio delle informazioni relativamente a contesti soprattutto fuori dell'isola. Porto alcuni esempi: la frutta martorana, cioè i dolcetti di marzapane siciliani,
sarebbero stati realizzati, ideati nel convento appunto detto della Martorana, cioè il convento che fu fondato dalla nobildonna Eloisa Martorana, adiacente alla chiesa di Santa Maria degli Ammiragli a Palermo, e questi dolcetti, secondo la tradizione, sarebbero stati inventati dalle monache di questo convento femminile in occasione, diciamo, in previsione della visita dell'imperatore Carlo V a Palermo, che avvenne a settembre. E quindi Carlo V era molto goloso di arance, a settembre le arance non c'erano, e allora si dice che le monache fecero delle imitazioni in marzapane di arance e le attaccarono agli alberi del giardino del convento, proprio per farle trovare all'imperatore. Sono leggende naturalmente, però ecco è possibile proprio che si siano formate nell'ambito medievale alcune leggende che troviamo anche in seguito. Questo è un quadro che si trova nel museo del Museum of Art di New Orleans, è di un italiano, Giovanni Martinelli, datato nel 1635. Il tema in realtà è lugubre, la morte appare ai convitati, ma guardate che bella tavola imbandita, e nel cerchio, nel tondo, è evidenziato questo, cioè crostate. Ecco, le crostate esistevano almeno nel 600, ma anche qui c'è una tradizione che probabilmente esiste già da tempo, che appunto secondo la tradizione stessa risalirebbe forse addirittura al Medioevo, sarebbero state inventate anche in questo caso da monache che fecero questo dolce, quindi pasta frolla con marmellata, e poi misero queste strisce per ricordare le grate della clausura, cioè delle loro finestre appunto della clausura. Tutte leggende interessanti. E le nostre comuni, cioè ben conosciute Sebadas, Seadas, Sevadas, così come sono citate, che sarebbero nate appunto anche qui, secondo una tradizione abbastanza diffusa, durante l'età spagnola, almeno durante l'età spagnola, nel centro della Sardegna, da parte, cioè realizzate da parte delle mogli dei pastori che quando tornavano i loro mariti facevano loro trovare questi dolci di pasta, formaggio e miele. Ora, l'abbinamento di formaggio e miele è un abbinamento antichissimo. Se andiamo a leggere Apiccio, quindi siamo fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., nel suo trattato di cucina troviamo molti composti e molti dolci, molti prodotti fatti appunto con questo abbinamento, e così come in tanti altri ricettari. È un abbinamento molto semplice da realizzare. Il miele abbiamo visto che esisteva da molto tempo, il formaggio, l'industria casearia è una delle industrie più antiche, quindi poi la farina diciamo che è un dolce abbastanza semplice da realizzare, quindi non è escluso che la tradizione in realtà sia ben più antica. Ecco, quindi con questo diciamo chiuderei questa chiacchierata, dicendovi anche così una curiosità, che quando abbiamo messo su questo programma mi sono riservata la lezione sui dolci perché sono molto golosa, e quindi ho detto no, questo argomento lo voglio trattare io. E ho scoperto un mondo che non immaginavo, perché non mi ero mai occupata di questo tema. Mi sono divertita moltissimo, ve lo dico, proprio moltissimo a fare questa ricerca, e soprattutto ho capito che è veramente un campo inesplorato, quindi spero che in futuro qualcuno o qualche giovane studente, studioso si dedichi a questo tema, perché secondo me poi non è escluso che prima o poi qualche ricettario venga fuori. Vi ringrazio dell'attenzione e sono a disposizione per eventuali domande. Grazie Rossana per questa interessante relazione, davvero sia la tua relazione che anche tutte le altre relazioni che hai organizzato e curato sono, a me personalmente sono piaciute tantissimo, ma credo anche a tutto l'uditorio perché chiedo se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Può avvicinare così sentono anche le persone che sono in diretta.
Grazie per avermi dato questa opportunità. Ringrazio la professoressa per questa bellissima relazione che ci ha fatto ascoltare, per me interessantissima. Vorrei conoscere le metodologie di estrazione dello zucchero in epoca medievale, se si conosce qualcosa, perché lo zucchero, almeno da che sappiamo, è prodotto con delle tecniche industriali che sono molto particolari. Come facevano in quel periodo? Si sa qualcosa? Molte grazie. Allora, no, io non ho trovato nulla nei documenti relativamente a questa, a come venisse lavorato lo zucchero. Probabilmente bisognerebbe fare una ricerca in ambito medio orientale e quindi anche probabilmente consultando dei testi in arabo, perché sono stati prima di tutto loro che hanno poi fatto questo tipo di, ha utilizzato per primi lo zucchero, appunto la lavorazione. No, io non ho notizie, non so dare una indicazione precisa. Grazie. Qualche altra domanda? Giorgio, ci sono domande a casa. Anna Lavu chiede, poiché nei conventi di clausura le suore producono e vendono dolcetti, esistono ricettari, quindi al di là della Sardegna, penso, le nubili si ritiravano in convento anche in età adulta ed erano colte. Sì, probabilmente sì, per la Sardegna no. Come dicevo no. Sicuramente esistono dei ricettari per gli altri monasteri in giro di clausura in giro per l'Europa, sicuramente. Io non ho approfondito questo perché appunto mi sono occupata di Sardegna, ma sicuramente ci sono delle ricette, dei ricettari antichi tramandati proprio di ricette di conventi femminili, di conventi di clausura. Grazie. Ancora qualcuno? No? No? Da casa no. Ok, e quindi chiudiamo la nostra serata, però vi invito a restare perché ci sarà il fresco e passo per la parola a Silvia, la Grazie, grazie a tutti, grazie alla professoressa per la conferenza di stasera e per aver curato insomma, questa serie. Io invece volevo invitarvi, insomma approfitto dell'occasione per invitarvi la settimana prossima alla prima conferenza di un ciclo che organizza il Museo di Storia e Tradizioni della Sardegna. La prima conferenza che sarà terreno giovedì prossimo, poi vi manderemo le informazioni anche tramite l'associazione, sarà tenuta dal professor Alessandro Sotto e il professor Franco Campus, che sono docenti di storia medievale all'Università di Sassari, e il tema sarà giudicati giudici e fortificazioni della Sardegna medievale. Quindi iniziamo, insomma, andiamo in continuità, la prima sarà questo, insomma, sempre del nostro tema sul Medioevo, poi spazieremo, insomma, ci saranno proiezioni di documentari dell'Istituto Luce, altre, avremo il professor Cesare Casula con la carta del logo, insomma, comunque vi invieremo il programma e quindi avremo piacere di avervi anche in queste occasioni. Ringrazio ancora tutti quanti e buona serata.